Eccoci insieme anche oggi, puntata dedicata ad una buona notizia, la ripresa del settore orafo nel Veneto che tanta importanza ha per l'economia di questa regione. Ne parliamo con Guglielmina Peretto, che è la presidente Orafi di Confartigianato del Veneto ed è anche componente della giunta esecutiva della Fondazione Cosmo, un'importante realtà nel campo della formazione. Il tema della puntata è proprio questo: come riuscire ad avvicinare i giovani alle professioni della gioielleria e dell'oreficeria. Ci sono delle importanti novità nel Veneto, di questo ne parleremo. Prima però diamo alcuni dati sulla situazione del settore orafo, che vede finalmente uno stabilizzarsi nel numero delle imprese, un incremento nel numero degli addetti, l'export ha raggiunto quasi il 6%, gran parte, il 79%, è verso paesi extraeuropei e i paesi che stanno tirando di più sono gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi Uniti, il Canada, il Sudafrica e per quanto riguarda l'Europa, la Romania, la Francia e la Germania. Poi andando a spulciare un pochino alcuni dati, la Romania è proprio il paese che ha avuto il maggior incremento nell'ultimo anno. Poi c'è un dato curioso: la Repubblica Dominicana, ad esempio, ha avuto un forte incremento e, tanto per completare il quadro, invece in forte calo sono gli export verso la Giordania e verso la Thailandia. Dico questo perché fa capire un pochino anche come vanno le economie a livello planetario. Detto ciò, nel distretto di Vicenza ci sono importanti corsi di formazione dopo le scuole dell'obbligo o anche di formazione parauniversitaria. A lei la parola, perché è una cosa abbastanza complicata quanto anche importante. Sì, allora diciamo che da alcuni anni è attivo un percorso, è proprio il percorso ITS Fashion Academy, un percorso che prevede un trasferimento di competenze importante nell'ambito dell'oreficeria, un rapporto per quanto riguarda gli studenti a fianco delle imprese proprio per comprendere al meglio ed imparare sul campo quelle che sono le competenze utili e un ottimo riscontro terminato il biennio di studi per quanto riguarda l'occupazione dei ragazzi, che raggiunge l'85%. Quindi insomma, se dovessimo dare un consiglio ai giovani, guardare con attenzione il mondo orafo. Assolutamente sì. È una categoria, un comparto straordinariamente importante non solo nella nostra regione, a livello nazionale ed internazionale, è un forte traino per l'economia, ma non solo, è un settore assolutamente affascinante che continua costantemente ad evolversi sotto il profilo tecnologico. Le imprese hanno saputo, sanno costantemente rinnovarsi e i ragazzi che si sono trovati di fronte a frequentare ad esempio questi percorsi formativi ne sono rimasti affascinati, nel senso che è un settore obiettivamente dove già solo i materiali che si utilizzano, l'esperienza sensoriale che si prova nell'utilizzo di determinati materiali affascina ovviamente chiunque ci si avvicini. E detta così viene spontanea la domanda: sono affascinate più le ragazze o i ragazzi? Allora, al contrario di quello che si può pensare, sono molto affascinate anche le ragazze, nel senso che oggi, ad esempio, anche nei percorsi di oreficeria c'è più presenza femminile che maschile. Diciamo che forse la presenza femminile è anche maggiormente agevolata dall'innovazione tecnologica e per quanto riguarda la gestione anche del lavoro dei tecnici all'interno delle imprese con le macchine, che ovviamente è diverso rispetto al passato, ecco. Considerando le vocazioni meccaniche del settore, oggi con le nuove tecnologie c'è stata una maggiore apertura anche, secondo me, al mondo femminile. Ecco, in termini di immagine mi viene un paragone con il mondo della cucina, che è femminile, sì, però gli chef sono uomini. Sì. Qua mi pare lo stesso, cioè la gioielleria la vediamo femminile, però i mastri sono maschi. Diciamo per lo che, più. Lei dice adesso si stanno avvicinando anche le ragazze. Secondo me si stanno avvicinando ma vuol dire molto. Che finora era prettamente maschile? Di solito sì, di solito sì. È curiosa sta cosa. Sì, assolutamente. Allora, abbiamo parlato del distretto di Vicenza, a livello nazionale ce ne sono altri due, che sono Valenza ed Arezzo. Però nel Veneto l'oreficeria non è solo Vicenza, perché vedo importante presenza anche a Padova, tra l'altro provincia di cui lei è espressione. Assolutamente sì.
Nella nostra regione esistono ovviamente diverse peculiarità per provincia. È chiaro che il maggior numero di imprese è ubicato nel distretto vicentino, però la realtà padovana è sicuramente importante, lo è stato tantissimo in passato, soprattutto perché era l'espressione del distretto dell'argenteria. E oltre all'aspetto anche, come dire, economico e imprenditoriale, Padova è stata ed è tutt'oggi sempre ricordata come la sede di un importante movimento artistico legato all'oreficeria, e sto parlando della Scuola dell'Oro di Padova. All'epoca l'artista di riferimento era Pinton, che verrà anche ricordato quest'anno da un'importante mostra, e che ha non solo plasmato artisti, voglio dire, questo movimento artistico è internazionale, riconosciuto a livello internazionale, ma ha plasmato anche gli imprenditori sotto un profilo di creazioni stilistiche, ovviamente, che sono molto riconoscibili. Quindi è sicuramente stato ed è tuttora importante. Non lo ha fatto solo nel distretto e nel territorio padovano, ma si è spinto anche oltre questo movimento artistico, perché ha collaborato anche con altri distretti, ad esempio quello di Arezzo, eccetera. Quindi anche Padova, così come Venezia, d'altro canto, è una realtà importante, dove hanno sede sicuramente delle imprese diverse da quelle più strutturate del distretto vicentino, ma assolutamente ricche di grandi competenze, di tecniche e di peculiarità. Lei è un ottimo testimonial, non solo perché è una brava comunicatrice, ma anche perché professionalmente racchiude due aspetti del mondo della oreficeria. Lei è contestualmente designer del gioiello e anche artigiana, quindi produttrice. Cos'è che è più affascinante? Allora, per quanto riguarda personalmente la mia esperienza di designer mi ha consentito di acquisire notevoli conoscenze e trasversali. Lei parte da lì come designer? Sì, assolutamente sì, perché mi sono ovviamente confrontata con diverse tipologie di imprese, non solo nazionali ma anche internazionali, e quindi, oltre ad essermi sperimentata io, ed è stata anche un'esperienza stimolante sotto il profilo creativo, ho imparato molte cose, ho conosciuto molti aspetti e ho imparato, a parte che sono fondamentalmente un ottimista, ho sempre come dire, posto l'attenzione sugli aspetti più interessanti, non più problematici del comparto. E devo dire che resto, nonostante siano passati 30 anni da quando ho iniziato a lavorare, assolutamente affascinata e appassionata a questo settore, e provo la stessa emozione sia quando mi confronto con un'impresa strutturata e la visito e vi opero, quindi accanto a tante persone, un'equipe di persone, sia quando entro magari in una piccola bottega dove il maestro orafo da solo realizza tutto il processo produttivo con grandi abilità, magari solo manualmente. Ecco, io riesco ad emozionarmi in entrambi i casi. Io credo che ci siano proprio Ma lei a un certo punto ha aspetti. sentito il bisogno, insomma, se fosse un panettiere, di mettere le mani in pasta, nel caso Assolutamente sì. le mani nell'oro, nei gioielli, insomma. Assolutamente sì, da lì è partita poi la mia esperienza artigianale, che è servita a me anche come sperimentazione, ovviamente diretta, ed è stata un'ulteriore scuola anche per la professione di designer, perché quando tu ti metti in gioco per primo riesci a conoscere, a capire ancora meglio le difficoltà che hanno le imprese a cui tu di solito ti rivolgi per offrire, no? Una consulenza o un supporto. Quindi assolutamente sì, è stata un'esperienza importante, ed è l'esperienza, quella artigianale, che mi permette di stimolare costantemente la mia creatività, perché cerco di realizzare delle creazioni con dei contenuti È un artista. e anche dei materiali anche alternativi, quindi è per me un forte stimolo. Leggo in una sua dichiarazione che comunque lei giudica ancora troppo lontano il mondo dell'oreficeria da quello dei giovani. Assolutamente sì. Diciamo che negli ultimi anni, per tante ragioni, forse anche gli artigiani in questo hanno sbagliato qualcosa, non siamo riusciti a continuare a diffondere una cultura del valore del nostro lavoro, del valore del gioiello, che invece è
e continua ad essere assolutamente importante e un elemento simbolico ricorrente, sempre più vicino al mondo della moda e che il pubblico continua a ricercare, magari in forme diverse, quindi con differenti materiali, con differenti target di riferimento, ma assolutamente il gioiello è, sin dai tempi più antichi, quel simbolo, quell'oggetto che personalizza il nostro look e continua ad essere indagato, non solo e noi pecchiamo un po' in questo, perché non abbiamo saputo divulgare la cultura e il valore di quanto sia difficile e comunque artisticamente importante la realizzazione di questi prodotti, che se anche oggi vengono realizzati con l'ausilio ormai imprescindibile della tecnologia, continuano ad avere per più del 50% un supporto manuale che è umano e quindi va, come dire, indagato, va conosciuto. Concluderei con una notizia di moda. Qual è il materiale che oggi è più ricercato, Allora, che fa tendenza? diciamo che sicuramente i gioielli sono realizzati con varie tipologie di materiali. In questo momento sicuramente l'aspetto dell'oro è importante, parlo di oro giallo, nel senso che rispetto a qualche anno fa è tornato assolutamente di moda indossare gioielli in oro giallo. Ovviamente possono essere per varie fasce di mercato non realizzati solo in metallo prezioso, però anche con dei materiali alternativi o delle leghe che sono assolutamente come dire, conformi, perché in Italia si produce tutto in maniera assolutamente conforme alle normative europee e internazionali, questo ci tengo a precisarlo. E poi con trattamenti galvanici di nuova generazione, chiamiamo così, si riescono ad aggiustare le colorazioni e quindi abbiamo le placcature in oro giallo piuttosto che in oro bianco. L'associazione poi anche ad altri materiali pregiati è comunque molto come dire, interessante per il pubblico. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Guglielmina Peretto, che è la Presidente degli Orafi di Confartigianato Veneto. Il consiglio finale è, soprattutto per i ragazzi e gli studenti, guardare con interesse il settore orafo che si sta riprendendo, in particolare nella provincia di Vicenza, ma più in generale nella regione, perché ci sono interessanti opportunità occupazionali e corsi di studio di alta qualificazione. Grazie. A voi, alla prossima, ci si vede.